Sempre atteso a Treviso, domani sera si esibirà il coro Mani Bianche del Veneto diretto da Chiara Catapan. Lo farà nella suggestiva chiesa di San Francesco. Immagini capaci di scaldare il cuore, ma soprattutto di far riflettere. Il coro lavora in 2 aree contemporaneamente, quella gestuale che interpreta il canto con coreografie di mani e quella vocale formata da bambini in grado di usare la voce. I bambini cercano di dare un messaggio perché loro con le mani, con un'orchestra speciale, perché anche l'orchestra è speciale per questo tipo di coro, comunicano e dicono, si muovono, adesso meglio di me lo potranno dire gli insegnanti, muovono le mani e danno proprio la sensibilità di seguire la musica, di trasmettere la musica attraverso i gesti, che è una cosa secondo me straordinaria. Un concerto che ha 2 motivazioni, una ideologica, favorire la conoscenza della disabilità, cioè la sordità, ed una personale, ci spiega Olga Patrese. Questo concerto è dedicato a mia figlia, che è mancata 2 anni fa, e oltre a questo lei ha lasciato un ragazzino di 16 anni che è sordo. Un progetto pilota nel territorio regionale, i componenti indossano guanti bianchi e cantano usando le mani. L'ingresso a questo evento straordinario è libero.